Dal Consiglio dei Ministri ok allo stato di emergenza in Sicilia dopo il crollo del viadotto Imera sulla A19 Palermo-Catania. Ora subito i lavori. Lo scrive in un tweet il ministro dell'Interno Alfano. Matteo Renzi, dopo il Consiglio dei Ministri, ha annunciato: abbiamo approvato la delibera che stanzia le risorse per l'emergenza del viadotto A19 Imera in Sicilia. Ancora una volta questo governo ha dimostrato quanto sia importante la tempestività per affrontare i problemi del paese. Sono le parole del sottosegretario all'istruzione Faraone al termine del Consiglio dei Ministri. Oggi in Consiglio ha spiegato: è stato riconosciuto lo stato di emergenza dei trasporti in Sicilia e sono stati destinati 30 milioni per ricucire la Palermo-Catania con una bretella di collegamento provvisoria e a oltre 27 milioni per il miglioramento della viabilità. Il governo nazionale fornisce risposte rapide per risolvere il disagio dei siciliani ostaggi di un'isola tagliata a metà. Adesso, dice Faraone, ognuno faccia la sua parte per migliorare la disastrosa condizione delle strade siciliane. Per il PD è stato raggiunto un primo importante obiettivo al quale il PD stesso siciliano ha lavorato fin dal primo giorno. Parole di Fausto Raciti, segretario regionale, dopo le comunicazioni del Consiglio dei Ministri. Già all'indomani del cedimento del pilone dell'autostrada, aggiunge: durante un incontro a Roma con Cracolici, Guicciardi e Faraone avevamo chiesto e ottenuto la presenza del ministro delle infrastrutture Del Rio, che è arrivato in Sicilia in 24 ore e ha subito mostrato interesse per la situazione. Baldo Guicciardi dice che l'obiettivo è oggi più vicino, adesso bisogna rimboccarsi le maniche e lavorare affinché i collegamenti ritornino nel più breve tempo possibile alla normalità. Siamo consapevoli dei disagi che il blocco della A19 sta provocando in Sicilia a tutti i livelli, proprio per questo il PD, il governo nazionale e quello regionale stanno mettendo in campo ogni iniziativa utile. Luca Sammartino, parlamentare regionale del PD, ha detto che il governo nazionale ha dato una risposta rapida e concreta alla Sicilia, spezzata in due dal blocco della A19. Adesso non si perda neanche un minuto, si utilizzano bene le risorse a disposizione e soprattutto si vigili affinché non vi siano sprechi e ritardi.